Bella raga, ciao a tutti dal Commendatore Veneziano, siamo all'aeroporto Kennedy di New York, ragazzi. Oggi vintage, ho voglia di vintage, ragazzi. Oggi Boeing 737 della Pan Am, una compagnia che ho sempre amato, mi è sempre piaciuta, quindi oggi ho voglia di riproporla anche se non c'è più. Il volo di oggi non è cortissimo, sono circa 600 miglia da New York ad Atlanta, ragazzi. Atlanta è l'aeroporto più trafficato del mondo. Intanto stanno arrivando due aeroplanini, eccoli là, belli e carini, ce li godiamo mentre stiamo caricando passeggeri e bagagli. Sono quasi le 18 del pomeriggio, tramonto newyorkese, arriveremo di sera ad Atlanta e... ed eccolo qua che c'è il touchdown, vediamo di che aereo si tratta. Da qua lontano sembra... si fa un po' fatica, si fa un po' fatica a capire. Forse no United, boh, vecchia livrea, non lo so. Vabbè, comunque abbiamo completato il caricamento bagagli e passeggeri, perfetto. No, non hai France comunque. Vabbè, pushback. Perché siamo verso... Ok. Ok, si è collegato tutto, non è il France. E ora cominciamo? Departure check completed. Life has Ok. been inserted. Release parking brakes. Commencing push. Due to icing conditions, please stand by for engine start until push completed and brakes set. Ok, dai. No, perché guarda quanto bello è quest'uomo, ragazzi, uno degli uomini più belli di Fly. Questo è un attore, ragazzi, un attore hollywoodiano. Traffico ne abbiamo. Direi di sì. Ok. Siamo col Panama, ragazzi. Che purtroppo è triste, è famoso anche per il triste incidente a Tenerife, l'incidente con più morti nella storia dell'aviazione. 520, cioè, insomma una roba incredibile, un KLM e un Panama, bella storia Set lunga. parking brakes. Ok. Guardatelo ragazzi, l'uomo, la leggenda, l'uomo dalle mani a punta. Stacchiamo il nostro coso. Unlocking gear. Unlocking gear. Tow truck disconnected. Life Facciamo has been removed. l'autorizzazione e inizia lo spettacolo. Facciamo i flaps, se no qualcuno si incazza. Ricordiamo sempre che noi ci divertiamo, andiamo a vedere i paesaggi, non siamo simulatori. Non c'è il tempo, raga, adesso ci divertiamo e basta. Vai raga, vai vecchio mio. Torna al Panama in servizio. Grazie al Cume. E si parte dal Kennedy di Nuova York. E andiamo. Ok.
280, quota crociera 350. C'è un po' di turbolenza ogni tanto, eh? È un meteo come al solito di merda. Il Como ormai è famoso per questi meravigliosi... per questo meraviglioso clima. Però il tramonto ce lo godiamo sempre, è sempre uno dei momenti più belli su Flight Simulator. Siamo alla quota di crociera 350, il volo procede bene, un'oretta e mezza e siamo arrivati. Mancano 100 miglia, ci siamo, 13 minuti all'arrivo ad Atlanta, l'aeroporto più trafficato del mondo. Ragazzi, ci siamo, 18 miglia dall'aeroporto di Atlanta. E adesso cominceranno a vedersi delle luci incredibili, penso, Speriamo bene. PC tieni duro, che sappiamo che le tappe americane di sera con le luci sono alquanto dure. Ok, sentiero di discesa c'è tutto. Adesso dobbiamo solo fare un touchdown. E qua in America vale doppio il touchdown. Non stiamo andando un po' troppo giù? Sink rate. Pull up. Ragazzi, ci siamo. Raga, ci siamo. Siamo ad Atlanta. Guardate l'aeroporto, è obeso. L'aeroporto ciccione di Atlanta. Mamma mia. Ho come l'impressione che il sentiero di discesa non mi va e non capisco il perché. Troppo vintage sto Panam. Dai, speriamo, non voglio dire cagate, speriamo. Magari è solo una mia paura, una mia tensione. Mamma che... L'aeroporto è praticamente una città, ragazzi. O in caso andiamo di manuale, fotte sega. Vediamo, manca poco. Vai vecchio su. Fai il tuo dovere. Cazzo, se andiamo in manuale sono dolori, Non va, non va, non va, non va, va giù. Niente, devo farlo andare giù io. Ok, allora calma. Ok. Vediamo se ce la faccio. Relax, come relax. Non siamo completamente in automatico. Ogni tanto capita, lo siamo nei paneggi del Cume.
Siamo un po' corti. Siamo un po' corti, attento come. Spero quanto grande è sto aeroporto, Fui. I tipici vaneggi, ragazzi, di un cume curioso. Tieni duro come, mamma mia. Ma siamo giusti? Non siamo giusti? Mm. Mamma mia. Dovremmo esserci di proprio a pelo. Mamma mia, ragazzi, a pelo siamo, eh. Insomma, mica tanto. Don't sink. Mamma mia, questo poteva andare meglio, leggermente corti, ma ci siamo salvati. Leggermente corti, ma siamo salvi. Mamma mia. Stai zitto. Siamo arrivati, stiamo scaricando i bagagli. È stato un buon volo, ragazzi, con un atterraggio un po' rischioso perché è stato alla fine fatto in manuale. Però insomma non è andato male, leggermente corti, siamo salvi, dai. Questo è l'importante. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Alla prossima, ciao!